celebriamo questa Santa Messa pro populo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal popolo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle l'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il
bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode A te, o Cristo, credi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero loro i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, egli da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì,
i piedi e le mani legati, con bende, e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta, da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ricorre oggi, carissimi, la quinta domenica di Quaresima. Siamo praticamente agli sgoccioli della nostra più importante festa, che è la festa di Pasqua, la solennità più importante della nostra fede. E viene proposto questo Vangelo nell'anno A, che è il cuore di tutti i Vangeli, è il senso per cui Gesù è venuto nel mondo, è il senso dell'incarnazione, della redenzione. Gesù è venuto a risolvere il nostro più pernicioso problema, che è la morte. Il problema è che non l'abbiamo ancora capito. Perché non meditiamo i testi sacri? Perché non preghiamo? Ma in realtà, se avessimo capito che cosa vuol dire Vangelo, se avessimo capito che cosa ha fatto Cristo, noi dovremmo uscire da qui volando. Lui ha risolto tutti i problemi. Io ho sconfitto la morte. Credi questo? È un messaggio di gioia, Vangelo, Evangelio, messaggio di lieta notizia, un messaggio che dà gioia. Ma oggi vi pare che il Vangelo sia un messaggio che dà gioia? Devo andare a messa la domenica, che pizza. Questo è diventato il Vangelo. Ma se il Vangelo non ci dà gioia, se la vita cristiana non è, perché non l'abbiamo capito, non dipende da Lui. Ma Lui ha risolto tutti i nostri problemi, ce li ha risolti, e ha risolto il problema che, volente o nolente, consciamente o inconsciamente, influenza la nostra vita quotidiana, nel bene e nel male. Pensare che davanti a noi c'è la morte, oggi ci fa vivere in un certo modo, ora. Pensare che davanti a noi non c'è la morte, che è quello che è il senso del Vangelo di oggi, ci fa vivere oggi diversamente. Non c'è la fine. A parte che in alcuni passi del Vangelo la chiama il passaggio, venuto il tempo di passare da questo mondo al Padre, quando parla della sua. Ma questo Vangelo che dobbiamo meditare e dobbiamo fare nostro, conoscere a memoria, persino le virgole, ci dice quanto è bello il messaggio evangelico. Perché quando Marta e Maria mandano a chiamare Gesù, che è al di là del Giordano, eppure il testo inizia dicendo: colui che tu ami è malato. Perché quando gli mandano l'ambasciata dice: guarda che è malato, non è ancora morto, vieni? Poteva guarirlo, Cosa fa? Aspetta 2 giorni e muore. Ma perché aspetti, scusa? È tuo amico. E quando arriva Lazzaro è di 4 giorni. Perché? Sta tutto qui, carissimi. Il messaggio del Vangelo sta qui. Egli ha sconfitto la morte. Vi risusciterò dai vostri sepolcri. Davanti a noi non c'è la morte. Sorpreso. Dice dopo. Ma guarda che la vita ti smentisce. Lo vedi? Andate nelle camere ardenti, partecipate ai funerali, lo vedi il morto, lo vedi? È morto! Cosa ci viene a dire che ha sconfitto la morte? Lo vedi il morto? Ti smentisce. Quale vita? Vai a vedere un cadavere. Questo ci sbatte in faccia la vita. Però se Gesù ha detto: io ho sconfitto la morte, e il cuore del Vangelo è questa frase qui: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi aggiunge: chiunque vive, e chi è che vive? Noi, i viventi. Chiunque vive,
e crede in me, non morirà in eterno. Ma allora quella roba lì che vediamo, che cos'è? I cadaveri, cosa sono? Se Gesù dice sta roba qui, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Oh Dio, se Dio ci fosse, questa è la nostra lamentela, se Dio veramente esistesse non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe la morte, non ci sarebbe la sofferenza. Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. È la nostra obiezione al dolore, alla morte. Ma lui l'ha risolto il problema, è che non l'abbiamo capito, per questo ha lasciato Lazzaro marcire 4 giorni. Io sono, gli dice, ma tu credi Gesù, tuo fratello risorgerà, so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ecco, noi arriviamo lì, siamo forse un domani, ma forse un domani risorgerà nell'ultimo giorno. Come gli risponde Gesù? Io sono ora per te che sei vivo e vegeto, la resurrezione e la vita. Ora non c'hai più davanti la morte, ora che stai bene, sei giovane, sei bello, capito cosa ha fatto? Adesso ci ha cambiato la qualità della vita, che siamo vivi, che stiamo bene, perché davanti a noi non c'è più la morte. Io sono, gli dice, non in futuro, adesso la resurrezione della vita. Chi crede in me, chi vive e crede, non morirà. Allora dice, però quello che vediamo è la morte. D'accordo. 3 battute. L'uomo, tanto per dire quanto ha ragione ancora una volta il Signore, insomma, ma noi non meditiamo, non preghiamo più, soprattutto la meditazione del Vangelo. L'uomo in realtà non fa esperienza della morte. L'uomo fa esperienza mentale della morte. Ma quello che muore non sei tu, è l'altro. Ma l'esperienza della morte mentale la fai tu, ma non reale, perché è lui che è morto. Vero che è così? E fin qua ci siamo. E siccome vediamo la sofferenza, il dolore, le lacrime, il distacco, anche in romano, anche Gesù ha pianto, pensate alla Madonna. Allora diciamo, la morte è brutta, per quello che vediamo, ma in realtà chi ce lo dice che è brutta? Sarà brutta la sofferenza, ma oggi coi palliativi neanche più quella ti fanno sentire. Ma che sia brutto chi lo dice? Santa Teresina muore in estasi. E ci sono le foto. San Gabriele dell'Addolorata. Quindi non possiamo dire cosa c'è lì, in quel momento, finché non toccherà a noi. Noi non abbiamo esperienza, l'uomo non fa esperienza della morte, sappiamo però che Cristo ci ha detto che ha sconfitto la morte. Quindi quando lo scopriremo è quando toccherà a te, se oggi sei fedele. Se oggi credi, se stai in grazia di Dio, sai già che non c'è più davanti alla morte. Dico, non lo so cosa c'è. C'è la vita. Ti addormenti, l'anima si stacca e c'è la vita eterna. C'è la gioia. È un passaggio. Allora chi viene a dire la morte? Ma quale morte? Tu che ne sai quello come è morto? Magari quello era la persona più felice del mondo in quel momento. Che ne sai? L'ha fatta lui l'esperienza concreta. Noi non facciamo esperienza della morte, ma Cristo ci ha detto che ha sconfitto la morte. Anche se muore, chiunque crede, anche se muore, poteva anche toglierlo sto pezzo qui, no? Anche invece ci giunge, anche se muore, vivrà. E poi si rivolge ai vivi, perché non ha risolto il problema della morte, perché alla fine noi, ma crediamo, speriamo che ci sia qualcosa che sia vero, che ci sia la vita eterna. Dice questa cosa qui, e questa è la sostanza del Vangelo, perché adesso che stai bene, ti ha risolto il problema. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Se tu capisci questa roba qui, dici, oh, svegliatevi qui che siamo già eterni. Avete capito? Bisogna meditare questa parola del Vangelo. Allora cosa deve temere l'uomo? Non la morte.
il peccato. Quello lo deve temere, perché è quello che ti dà la morte eterna. Allora sì, la seconda morte, come lo chiama il libro dell'Apocalisse. Questo è la gioia della festa di Pasqua che noi festeggiamo. E sta roba qui, a Pasqua noi festeggiamo che Cristo ha sconfitto la nostra morte. A Pasqua noi festeggiamo che alla fine della mia vita, adesso che sto bene, non c'è più la morte che mi aspetta, ma c'è la vita eterna. Chiaro, no? Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo, carissimi, la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti. Amen. Fratelli e sorelle, in questo tempo favorevole per la nostra conversione leviamo al Signore la nostra supplica con la fiducia di essere esauditi. Diciamo insieme: Signore, pietà. Ascolta, Signore, la supplica della tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Suscita uomini e donne a servizio del Vangelo, perché tutte le genti possano conoscerti e accogliere il dono della salvezza. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Sostieni, Signore, il nostro cammino quaresimale. Converti i nostri cuori a te, perché da veri discepoli camminiamo sui tuoi sentieri. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Visita, Signore, i popoli oppressi dalla povertà e dalla guerra. Apri i loro cuori all'accoglienza della salvezza, perché trovino in te la fonte della vera libertà. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Conforta, Signore, quanti sono nella prova. Disseta il loro animo, bisognoso di speranza, perché sappiano scorgere i segni della nuova creazione, frutto della Pasqua. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Rinnova, Signore, il cuore di noi qui riuniti. Orienta i passi del nostro cammino di purificazione, perché nascano frutti abbondanti di giustizia e santità. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Accogli, Signore, l'umile preghiera dei tuoi fedeli e concedi loro di percorrere sotto la guida del tuo Spirito la strada che li riporta a te, pregustando fin da ora la gioia della Pasqua per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, Tutto nella terra è il lavoro dell'uomo, lo preso, Signore, ma che diventi per noi cibo di vita eterna. tu sei benedetta
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, del nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera, dona ai tuoi fedeli, che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana, di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, Con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Vero uomo, come noi, egli pianse. L'amico Lazzaro, Dio Eterno, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di Lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie. Con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima, immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Pio, San Massimiliano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo di questa diocesi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia che vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Questo canzone ci abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, dice il Signore. Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada, né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo, Signore. Chi ci separerà dalla sua pace? La persecuzione, forse il dolore, nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada, né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo, Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra viva di Cristo. Noi che comunichiamo il suo corpo e il suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Come ogni sera per questo mese di marzo dedicato a San Giuseppe, prima della benedizione formuliamo questa preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria, Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
rendiamo grazie a Dio e buona domenica. Grazie altrettanto. Al
diamo inizio a questa celebrazione eucaristica al canto che voi trovate al numero 168, 168, Cristo Gesù Salvatore. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu campi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Siate benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Innanzitutto vogliamo portare nella nostra preghiera, su invito dei vescovi italiani, la popolazione colpite il mese scorso dal terremoto in Siria e Turchia. E a questo proposito, quindi, fin da subito ricordiamo che tutte le offerte che verranno raccolti in questa Santa Messa andranno a sostenere gli aiuti umanitari che continuano verso questi fratelli che hanno perso tutto. Siamo alla quinta domenica di Quaresima e oggi la Chiesa ci fa riflettere su Gesù che dona la vita a Lazzaro, per dire che solo Lui ci può liberare dal peccato e dalla morte. L'Eucaristia che celebriamo è soprattutto un momento di preghiera e di condivisione per il dolore degli uomini e insieme è certezza di vita nuova in Gesù Cristo. Ora riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri,
o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Insieme. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Re di eterna gloria. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore,
ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Con questa quinta domenica di Quaresima si chiude il ciclo dei richiami battesimali che hanno caratterizzato le 2 ultime domeniche. La risurrezione di Lazzaro è l'ultimo e il più importante dei miracoli di Gesù, il segno che richiama e introduce direttamente negli eventi supremi della vita del Signore, nella sua Pasqua di morte e risurrezione.
è anche l'evento che rivela storicamente in maniera inequivocabile la profezia pronunciata sul bambino Gesù dal vecchio Simeone in occasione della presentazione al Tempio. Egli è segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Dopo la risurrezione di Lazzaro, le persone, in un certo senso, sono quasi costrette a prendere posizione. Da una parte, molti giudei, alla vista di quello che egli aveva compiuto, credettero in lui. Dall'altra parte, il Sinedrio decide di sopprimerlo come profeta scomodo. Dicevamo che il racconto evangelico costituisce come un'ampia catechesi in vista del battesimo, che nell'antichità veniva celebrato al termine della Quaresima. Anche per noi costituisce uno stimolo a rinnovare la memoria del lavacro battesimale ricevuto da bambini. Attraverso il dialogo con le sorelle di Lazzaro è facile cogliere una presentazione completa della realtà cristologica. Marta esplicita la confessione della divinità di Cristo. Maria offre a Gesù l'opportunità di svelare tutta la sua umanità. Di fronte alla sua implorazione angosciata, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, Gesù si commuove profondamente, si turba, si lascia coinvolgere dall'emozione dei presenti, piange. Infine Gesù stesso precisa il senso e la radice del prodigio che stava per compiere. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Il che vuol dire che egli può restituire la vita all'amico Lazzaro, perché ha la vita in se stesso, è la sorgente della vita ed è amante della vita. Le parole di Gesù perciò trasmettono un messaggio. La morte non sarà vinta solo alla fine dei tempi. Già fin d'ora lo Spirito del Signore risorto opera in noi come principio di risurrezione e di vita. Naturalmente l'immagine di un Dio amante della vita è consolante e stimolante, sia per i singoli cristiani che per la comunità cristiana. È consolante per noi anzitutto perché non consente cedimenti né alla disperazione né al pessimismo. Qualunque sia il nostro passato o il nostro presente, esiste sempre una via di uscita, una prospettiva di speranza. Il Signore infatti vuole quanto noi e più di noi aprire il sepolcro dei nostri egoismi, è in grado di coprire largamente il deficit del nostro passato. È colui che tiene acceso il lucignolo fumigante ed è sempre pronto a sollevare l'animo depresso. È in grado di restituire vita e capacità di amare.
anche quando la coscienza ci rimprovera un passato di tradimenti. Questa immagine di un Dio amante della vita è consolante anche per la comunità. Lo Spirito del Signore è sempre all'opera per rendere la comunità dei credenti viva, vitale, significativa. Aiuta a ricucire le lacerazioni, sanare le fratture, superare i contrasti e le incomprensioni. La visione di un Dio amante della vita è anche impegnativa e stimolante. Il Signore coinvolge infatti quanti si pongono alla sua sequela, li spinge a individuare e sconfiggere i segni di morte presenti nella storia e a liberare e sostenere i germi di vita, talvolta latenti tra le piaghe della società. Non sempre sono evidenti gli uni e gli altri, ma nella misura in cui cristiani e comunità cristiane si impegnano nella promozione della vita, in fedeltà al Signore amante della vita, diminuirà lo spazio sociale dell'apatia, dell'indifferenza e delle chiusure egoistiche e crescerà la prospettiva di una società più umana e solidale. Tutto ciò che essa fa attraverso la sua azione, i sacramenti, certo, è per far vivere Cristo. Questa vita nuova noi l'abbiamo incominciata con il battesimo. Nel battesimo, infatti, dopo aver accettato la morte del peccato, con il segno dell'acqua, ne usciamo nuovi, rinnovati mediante la potenza dello Spirito Santo. Dopo aver lasciato alle nostre spalle la morte come realtà tetra che condiziona la vita, che ci sottomette alla schiavitù del peccato, noi con il battesimo accettiamo di morire, di mortificare le nostre passioni per vivere in pienezza, per vivere alla luce di Dio. Evidentemente questo nostro modo di vivere richiede in noi la volontà di camminare nella novità di vita, alimentando, come dicevamo, con il nostro contatto con Cristo, questo anelito di rinnovamento che ci spinge a saper ricominciare sempre da capo, lasciando da parte le stanchezze, gli scoraggiamenti, i ripiegamenti su noi stessi, a vivere la nostra fede rendendola sempre fresca e viva, senza cedere alla tentazione di adagiarci, bensì desiderando sempre di scoprirne la ricchezza e il dinamismo, e infine desiderare di far nuove tutte le cose, e questo ultima la nostra missione di cristiani che vivono la novità di vita. Siamo illuminati per illuminare, per dare ai nostri fratelli quello che noi viviamo. È l'anelito missionario che non deve mai venire meno, fare di noi strumenti dell'amore di Dio che, avendo scoperto, aiutano gli altri a scoprire la bellezza della vita. Però solo con Cristo possiamo trasmettere agli altri energia e vita. Lo Spirito ce ne dia la forza.
E ora professiamo la nostra fede, la professione del credo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, con fede viva nella risurrezione, presentiamo le nostre suppliche a Gesù Cristo, Signore dei vivi e dei morti. Diciamo insieme: Signore nostra vita, ascoltaci. Signore nostra vita, ascoltaci. Per noi battezzati e per i pastori della Chiesa, chiamati a professare la fede in Gesù Cristo che ci ha generati a vita nuova, noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per coloro che si preparano a ricevere il battesimo, guidati dallo Spirito e rigenerati dalla parola di vita del Vangelo, noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i malati, i depressi, i carcerati, tutti coloro che cercano conforto nel mistero della croce e una nuova speranza di vita nella risurrezione, noi ti preghiamo. Signore nella vita, ascoltaci. Per le nostre comunità, per quanti tra noi stanno soffrendo, per quanti sono nella pace e sono chiamati ad alleviare il dolore dei fratelli, noi ti preghiamo. Signore nella nostra vita, ascoltaci. E mettiamo anche davanti al Signore tutte le nostre intenzioni particolari. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, rendici capaci di agire alla luce della parola, tira da noi le tenebre del dubbio e accendi la speranza del bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Numero 113, se tu mi accogli. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda quanto il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva allora Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai Tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio Eterno lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di Lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il Vescovo Fabio, suo delegato per questa Basilica, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. E scambiatevi il dono della pace. Pace. Guido? Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. E io sarò salvato.
Numero 112. Gesù mio, l'anima mia io assiste. credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Come una cerva mela ai corsi delle acque, così la mia anima mela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia. Procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me, spera in Dio, ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a chi era e sarà nei secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo il suo corpo e il suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Inchinatevi per la benedizione. Benedici, o Signore, il tuo popolo, che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 235, mira il tuo popolo. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora, che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. In questa misera a valle infelice,